Eder. Mac. Pallister. È in corso l'autopsia sul corpo di Liliana Resinovic, 63 anni, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022. Il suo corpo è stato trovato con la testa coperta da 2 sacchetti di plastica e avvolto in 2 sacchi neri. La Procura di Trieste ha ordinato un secondo esame autoptico, condotto da un team guidato dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, a seguito della riesumazione del corpo. L'indagine, richiesta dalla sostituta procuratrice Maddalena Kergia, mira a determinare se Resinovic sia stata vittima di violenza o se nel suo corpo siano presenti sostanze tossiche. Oltre a stabilire con precisione il momento della sua morte. Ai periti legali, tra cui l'esperto Luciano Garofano, consulente di Sebastiano Visintin, è consentito partecipare all'esame. Per noi oggi è il punto di partenza. Oggi penso inizieremo con l'esame esterno di cadavere e poi procederemo a una nuova autopsia, con tutti i prelievi che non sono stati fatti, anche delle sospette lesività che ha nel volto, nel corpo, e poi, ripeto, c'è da chiarire tante cose. Innanzitutto all'epoca della morte e risolvere il problema se il corpo è stato mantenuto a basse temperature o meno. E il secondo quesito è se ha lesività, che non sono state descritte evidentemente. Gli altri quesiti sono, una volta spiegata la lesività, se è possibile affrontare con modalità suicidaria come è stata ritrovata e soprattutto chiarire durante il sopralluogo che cosa è stato fatto o meno e quindi sapete come è stata ritrovata. Sebastiano Visintin e la procura sono molto innamorati della tesi del suicidio. È plausibile? Io ho scritto che in questo momento tutto è possibile, tutto è aperto, ma è un'ipotesi residuale secondo noi. E cosa è più verosimile? Che ci sia l'azione terza, di persone terze, che sia stata in qualche modo, anche perché il ritrovamento è troppo suggestivo per l'azione di terzi, insomma. Visto il tipo di indagine, speriamo che prima o poi i terzi saranno i primi indagati. E invece riguardo la frattura sul naso, da cosa potrebbe scaturire? Dobbiamo prima vedere il cadavere. Per gli aspetti tecnici dobbiamo prima affrontare la parte visiva e poi ispettiva e poi saremo più chiari. Questo lavoro andrà a sostegno del grande lavoro fatto da Konstantinidis nella prima autopsia. Si tratta di integrare, si tratta di capire cosa non è stato fatto e cosa possiamo fare oggi a distanza di 2 anni però. Quindi questo corpo potrebbe ancora parlare e dirci chi è stato a uccidere Liliana? Potrebbe. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.